Romano, Pedro Sardina, Dorigo Matteo, Guglielmino Pierino, Busso Francesco, Matteo Luca, Pellegrini Renzo, Busso Alessandra, Marchesano Rocco, Bortolucci Fabrizio, Tornone Fabrizio, Minoia Giovanni, Zanone Antonio, Gino Marco, Borino Alessandro, Paolo Marco, Commisso Giovanni. Nomina gli scrutatori nelle persone di Guglielmini, Bortoluzzo e Gino. In apertura di seduta, visti i dicenti che hanno coinvolto le forze dell'ordine nella giornata di ieri, esprimiamo la nostra solidarietà ai due carabinieri feriti, sperando in una pronta guarigione e lo stesso per la signora coinvolta. Ora lascio la parola al sindaco per le comunicazioni. Grazie Presidente. Sul Gazzettino di Venezia del 28 aprile 2013 è comparso un articolo intitolato "Così non va, l'UDC richiama Striuli", elaborato sulla base di un comunicato stampa a firma del segretario locale UDC signor Fabio Catto. Rilevo anzitutto come la posizione assunta in detta comunicazione da parte del segretario locale del partito, componente dell'attuale maggioranza, non coincida con quella dei componenti UDC che fanno parte della maggioranza stessa, sia consigliare che extraconsigliare. È ben noto anzitutto che l'UDC ha dato pieno appoggio alla lista civica Luciano Striuli per Cabre, condividendo nel corso della campagna elettorale l'impegno programmatico favorevole all'introduzione dell'imposta di soggiorno e alimentando la citata lista con 3 candidati consiglieri nelle persone dell'assessore al turismo Francesco Busso, del presidente dell'UDC Severino Zanin e di Lorenzo Visiotto e tutti i componenti dell'UDC. Nell'ambito delle attività istituzionali, detta volontà di introdurre nel nostro Paese l'imposta di soggiorno è stata anche ufficializzata in un documento programmatico successivo, condiviso da tutta la maggioranza nel mese di novembre 2012 e sottoscritto anche dai citati rappresentanti dell'UDC, e precisamente prevedente l'assunzione anche da parte di questi dell'impegno politico di sostenere e approvare l'istituzione dell'imposta di soggiorno, assumendo inoltre l'impegno di trasmettere le proprie osservazioni sulle tariffe e sulla destinazione degli introiti. Con il comunicato stampa citato, il segretario UDC oggi disconosce questo impegno politico programmatico. Ciò che fa specie è che è pervenuto anche a questo sindaco, in data odierna alle ore 16:30, un comunicato stampa a firma del presidente UDC Severino Zanin, dell'assessore UDC Francesco Busso e del componente UDC di maggioranza Lorenzo Visiotto, con il quale questi si dissociano dalle dichiarazioni rese dal segretario UDC signor Fabio Catto. Gli elementi valorizzati sono i seguenti: disconoscimento da parte del segretario dell'impegno politico programmatico e contrasto con la linea politica della segreteria provinciale UDC, favorevole all'introduzione dell'imposta di soggiorno, tant'è che nell'amministrazione dove l'UDC è presente, e semplificatamente Venezia, Chioggia, San Michele al Tagliamento per quanto riguarda il nostro litorale, il partito ne ha sostenuto l'introduzione. Si aggiunge infine che fino alla data del 28 aprile 2013 mai il segretario UDC ha portato all'attenzione della maggioranza o del sindaco o dell'assessore competente o del presidente del suo partito le esternazioni poi manifestate nel citato comunicato stampa. Pertanto quello che viene fatto apparire dal giornale come un dissidio interno alla maggioranza che governa il Paese risulta più probabilmente una presa di posizione parziale del segretario Fabio Catto, che manifesta un suo problema interno di gestione del partito, problema che nulla ha a che vedere con la gestione di maggioranza, caratterizzata da ottimi rapporti politici ed istituzionali esistenti con i componenti UDC locale e provinciale. Una seconda comunicazione sull'imposta di soggiorno. Con ricorso notificato all'amministrazione comunale in data 24 aprile 2013, il signor Zanlì Giampiero per l'Hotel San Giorgio e per l'Associazione Albergatori Carve, nonché la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, brevemente FIAI, hanno richiesto al TAR Veneto la declaratoria di illegittimità della deliberazione del Consiglio Comunale inerente all'approvazione del regolamento che istituisce l'imposta di soggiorno, della deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto modifica al citato regolamento
e della deliberazione di giunta comunale relativa all'affidamento in concessione a terzi dell'accertamento e della riscossione dell'imposta. Con decreto cautelare numero 204 di pari data, il TAR Veneto ha differito l'entrata in vigore dell'imposta di soggiorno, originariamente fissata per il 1 maggio 2013 all'esito dell'udienza di discussione del 21 maggio 2013. Il TAR Veneto ha ritenuto di differire l'entrata in vigore dell'imposta sulla base di un unico motivo di cui si dà lettura. Parte ricorrente ha presentato in allegato al ricorso nota informativa del Comune di Caorle in data 9 aprile 2013 con cui si manifesta la volontà di comunicare in seguito agli operatori le informazioni necessarie all'applicazione dell'imposta di soggiorno. Considerato che con l'impugnata delibera è stata prevista l'entrata in vigore dell'imposta di soggiorno a partire dal 1 maggio 2013, ritenuto che l'applicazione in concreto dell'imposta di soggiorno nel Comune di Caorle debba essere differita alla data della Camera di Consiglio del 21 maggio 2013, per questi motivi ordina di differire l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Caorle all'esito della Camera di Consiglio fissata fin da ora per il 21 maggio 2013, ore 9:30. Una terza comunicazione. Alcuni giorni fa sono stati diffusi sul territorio del Comune di Caorle, da mano ignota, dei volantini con contenuti diffamatori nei confronti dell'assessore e vice sindaco Sabrina Teso e del consigliere comunale Lorenzo Pellegrini e di altri cittadini. Non siamo a conoscenza se si tratta di attacco personale o di attacco politico. Certo è che l'utilizzo dell'attacco personale, diventato oramai nel nostro paese e in altri una moda che supera i confini ideologici ed elettorali, contagiando eletti ed elettori di ogni schieramento, scredita sempre e comunque la proposta politica di una persona e quindi va decisamente stigmatizzato. Quando, come nel caso che ci occupa, si tira in ballo la moralità di chi riveste un ruolo di amministratore pubblico per delega del sindaco come l'assessore e vice sindaco Teso o di consigliere comunale per libera scelta di cittadini elettori come Pellegrini Lorenzo, la questione va assunta anche sotto un diverso profilo con inequivocabili implicazioni di natura politica. Nell'esprimere la mia solidarietà personale ed istituzionale a tutte le persone coinvolte, confidando che su attacchi di siffatta natura vi sia la dissociazione da parte dell'intero Consiglio Comunale, rilevo che se l'attacco a natura personale, lasciamo allora alla magistratura il compito di individuare i responsabili, di tanto inutile fango, e alle persone offese il compito di tutelare la loro dignità con gli strumenti consentiti dalla legge. Se l'attacco a natura politica, ricordo a tutti il rispetto che ciascuno di noi, nell'ambito di una dialettica politica costruttiva, deve alla dignità delle altre persone, perché le proposte politiche, da qualsiasi parte provengono, meritano sempre la dovuta attenzione, in quanto frutto dell'esperienza individuale e dell'elaborazione personale di chi comunque ha ricevuto un mandato elettorale dai cittadini. Grazie Sindaco. Lascio la parola al Vice Sindaco Sabrina Teso per le comunicazioni. Ringrazio il Sindaco, i colleghi di maggioranza e minoranza, i cittadini e tutti coloro che in questi giorni mi hanno testimoniato solidarietà. Ho condannato il gesto che mi ha visto investita e ho espresso tutto il mio disgusto. Credo non ci siano altre parole per definire tal scempio, consistenti in affermazioni totalmente infondate, e anche perché non troverei nessun dispregiativo che possa calzare per tal essere. Chi ha voluto infangare ha colpito la persona, l'istituzione che rappresento, la figura della donna, ma la cosa più subdola che ha colpito il mio ruolo più importante, quello di mamma e di riflesso mio figlio. Quindi è una esclamazione vergogna per questo testo. Grazie. Grazie Assessore Tirello. Lascio la parola al consigliere Pellegrini. Buonasera. Mi corre l'obbligo morale e istituzionale di fare una dichiarazione in relazione alla lettera che nei giorni scorsi è stata diffusa a livello del Comune di Caorle, in particolare indirizzata ai colleghi del Consiglio di questa, ma anche della Presidente di amministrazione, oltre che ai comuni cittadini.
La lettera contiene gravi affermazioni diffamatorie nei miei confronti e purtroppo nei confronti di altre persone. Mi spiace profondamente che persone e famiglie siano state ingiustamente coinvolte in questo atto increscioso e al solo scopo di screditarmi sotto il profilo personale, politico e di individuo. A questo proposito ritengo doveroso informare questo Consiglio Comunale che ho subito nell'ultimo periodo minacce e intimidazioni dirette espressamente a farmi dimettere dalla carica di consigliere comunale. Nonostante le mie comprensibili preoccupazioni, rifiuto di pensare che nel nostro paese caule qualcuno possa credere di decidere sulla vita pubblica minacciando le persone che rappresentano la comunità, confidando che subiscano e si dimenticano. Conosco i miei compaesani e sono certo che tutti la penserebbero come me. Colgo l'occasione per ringraziare quanti in questi giorni hanno manifestato la loro solidarietà nei miei confronti e desidero chiudere questo mio breve intervento manifestando ancora pubblicamente rammarico e dispiacere per quelle persone citate nella lettera e per le loro famiglie. Grazie. Grazie consigliere. Ci sono altre comunicazioni? Capogruppo Tonno, prego. Io avevo preparato una dichiarazione che sostanzialmente confermava quello che il sindaco ribadiva, l'impegno, il senso, le sue parole che il sindaco aveva detto. E tutto il gruppo consigliare, i componenti della lista civica Luciano Spigoli per il bene della nostra città vanno qualsiasi azione denigratoria nella vita privata di persone. Maggiormente questo atteggiamento è fermo, condanna quando gli attacchi sono anonimi, poi addirittura colpiscono, offendono privati di cittadini. Però devo dire che non ho parole in questo momento nel prendere queste novità, che per me sono decisamente stravolgenti, e la mia volontà, ma credo anche la volontà di tutto il nostro gruppo consigliare, sia quella di combattere ogni forma di questo genere, di porre la massima attenzione su queste parole che il consigliere Legrini ha appena citato. Grazie Capogruppo Tonno. Capogruppo Commisso, prego. Sì, grazie, buonasera. Naturalmente esprimo la mia solidarietà a tutte le persone coinvolte in questa veramente pessima vicenda, cosa che ha superato veramente tutti i limiti. Noi che siamo abituati a ricevere lettere anonime di tutti i tipi. Quello che però ho sentito questa sera dal consigliere Pellegrini è una cosa che ho anche ipotizzato, è il caso Vote, che abbia detto anche in conferenza dei capigruppo, abbia fatto questa ipotesi che adesso il capogruppo non mi riconosce. Il caso vuole che l'ultima volta, alla fine dell'ultimo Consiglio Comunale, io avevo fatto notare al Presidente che lei, il consigliere Pellegrini, mancava per la terza volta senza che sia stata alcuna giustificazione, e quindi a norma dell'articolo 12 dello Statuto si sarebbe dovuto aprire un procedimento per verificare lo stato delle cose. Successivamente, quindi 2 giorni dopo, ci è stata ricapitata questa cosa e io ho ipotizzato che il fatto che lei non sia venuto in Consiglio Comunale perché minacciato in qualche modo da qualcuno. Adesso l'ho confermato e io credo che questo sia, al di là delle volgarità che non interessano a nessuno e ovviamente vanno coinvolte le persone che non c'entrano, questo sia il fatto grave. Questa è una cosa di carattere direi mafioso, come si fa a minacciare un consigliere comunale e pretendere che si dimetta. Questo è veramente grave. Per questo vuol dire rinnovo la mia solidarietà, ma metto all'indice non il fatto delle volgarità che sono espresse in quel biglietto, ma questo è il fatto più grave. Grazie. Grazie Capogruppo Commisso. Se non ci sono altri consigliere Pellegrini, prego. Sì, volevo dire che le assenze erano dovute a motivi personali, non collegate alla dichiarazione che ho fatto questa sera. Passiamo ora alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.
Voti favorevoli? Capogruppo Misto 3. Allora abbiamo parlato anche di questo in conferenza di capigruppo in commissione Milco, del fatto che la minoranza è mancata, cioè non era presente in aula nel momento in cui venivano approvate delle delibere. Per cui non siamo in grado di votare a favore come ciò per cui non abbiamo sentito, per cui non abbiamo più. Il segretario diceva che si può anche operare una distinzione. Per cui o ci asteniamo dal tutto. D'accordo per tutti, risulterete astenuti per tutte le delibere in cui contrari al gruppo Bonini e astenuti commisso per non no. Vabbè, con questa precisazione per il resto della votazione vale che le altre delibere fate la possibilità. Allora, voti favorevoli saranno 12, voti contrari per le delibere in cui eravate presenti e anche assenti del capogruppo Bolini, voti astenuti per le delibere in cui eravate assenti, Commisso, Giro e Zanoni. Scusate, voti favorevoli per le delibere in cui risultavate invece presenti, vi convochiamo. Passiamo ora al secondo punto all'ordine del giorno. Conferimento al Comune di Venezia della delega ad operare qualità di stazione appaltante per l'espletamento della gara inerente all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata. Relazione all'assessore Telo. Grazie Presidente. Sì, se le minoranze sono d'accordo, ho fatto un punto di che sono gli articoli citati in delibera, anche perché è abbastanza prolissa. In attuazione della direttiva 98/30 recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, con il decreto legislativo 164/2000 si è dato via alle procedure in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas. Con la legge 222/2007 sono individuati i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas. Nel 2011, con specifici decreti del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dei Rapporti con le Regioni e coesioni territoriali, sono stati individuati gli ambiti territoriali del settore e i comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale. In particolare, il decreto 19 gennaio 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico ha individuato il Comune di Venezia come facente parte dell'ambito territoriale minimo denominato Venezia Nuovo Laguna, con il ruolo di stazione appaltante in quanto capoluogo di provincia con delega espressa da parte degli altri comuni dell'ambito. Considerato che il nuovo ruolo di stazione appaltante deve essere demandato con delega espressa al Comune di Venezia in quanto capoluogo di provincia, il DM 226 del 12/11/2011 stabilisce che la stazione appaltante prepara e pubblica il bando di gara e il disciplinare di gara svolge e aggiudica la gara per delega degli enti locali concedenti. E, come sancito dall'articolo 2,6 del DM numero 226, ogni ente locale concedente ha facoltà di demandare alla stazione appaltante il riferimento diretto delle informazioni del gestore uscente. Considerata la necessità di regolare tramite una convenzione ex articolo 30 del testo unico degli enti locali i rapporti tra i singoli enti concedenti e la stazione appaltante per l'individuazione degli organi di governo, dei compiti, delle procedure e delle regole che siano volte a garantire un'efficiente ed efficace pratica dell'ambito, sia nella fase di preparazione e espletamento della gara, sia durante i successivi anni di durata dell'affidamento del servizio. Visto lo schema di convenzione allegato e parte integrante del presente atto, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267/2000, per la delega del ruolo di stazione appaltante per la gestione in forma associata della gara del servizio di distribuzione della rete del gas, in attuazione dell'articolo 2 del decreto ministeriale 226/2011. Delibera di demandare al Comune di Venezia, ai sensi dell'articolo 2,1 del DM 226 del 2011, il ruolo di stazione appaltante nell'ambito Venezia 1 Laguna Veneta e al fine di procedere all'affidamento mediante gara del servizio di distribuzione del gas naturale. Di delegare ai sensi dell'articolo 2,4 del DM 226 il Comune di Venezia per disporre e pubblicare il bando, disciplinare di gara e a svolgere ed aggiudicare la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas
gas naturale per l'ambito Venezia 1, Laguna Veneto, entro i termini e i modi previsti dalla legge. Di delegare ai sensi dell'articolo 2, comma 5, settore degli anni 2006, il Comune di Venezia, in quanto stazione appaltante, a curare ogni rapporto con il gestore del servizio di distribuzione di gas naturale per l'intera durata della concessione, a svolgere la funzione di controparte nel contratto di servizio, di affidare altresì al Comune di Venezia i compiti di vigilanza e controllo in coordinamento con il comitato di monitoraggio. 4. Di delegare i sensi dell'articolo 2,6 del DM 2006 il Comune di Venezia in qualità di stazione appaltante al reperimento diretto di tutte le informazioni presso i gestori uscenti del servizio di distribuzione di gas naturale, ciascuno per la propria area di competenza. 5. Di approvare lo schema di convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267/2000 per la delega del ruolo di stazione appaltante per la gestione in forma associata della gara per il servizio di distribuzione della rete del gas in attuazione dell'articolo 2 sempre del DM 2006, allegato a parte integrante del presente atto. Di trasmettere al Comune di Venezia copia conforme alla presente deliberazione con visto di esecutività in quanto rilevanti ai fini degli atti di gara. Dichiarare. Grazie Assessore. Ci sono interventi? Il gruppo commisso, prego. Sì, grazie anche come dichiarazione di voto. Ritengo assolutamente irrazionale e illogico una costruzione di un atto, cioè di un ambito territoriale comunale, che preveda il Comune di Caore assieme al Comune di Cavarzia, di Chioggia, non si capisce, ho capito che è imposto dalla legge, però anche quelli che fanno le leggi dovrebbero sapere dove le applicano le leggi, come se fosse l'oceano in mezzo attraversare la laguna di Venezia. Quindi voterò contro proprio per questo motivo, perché non è assolutamente ottimale questo atto, quindi questa struttura che ci è stata imposta. Condivido sostanzialmente le osservazioni che ha fatto il gruppo commisso ed esprimo pertanto l'intenzione di votare un voto contrario alla stesse motivazioni voteremo contrario. Assessore Teggio. Si tengo a precisare che la scelta nell'ambito quindi di vari motivi, come diceva il gruppo commisso, non la decisione che è stata una cosa imposta dalla legge. Grazie Presidente. Soltanto per osservare che, come dice l'assessore, prevede la legge l'istituzione dell'ARCO, ma è facoltà dei comuni di aderire all'iniziativa del trattato. Quindi non è una delibera imposta, ma è una scelta decisa. E rispetto a questa scelta esprimiamo quindi il voto contrario. Sì, e poi chiudo comunque una scelta che hanno già fatto anche gli altri comuni che sono all'interno dell'ambito, vedi Raclea e comunque Caore, poi successivamente ci saranno gli altri. Grazie. Andiamo ai voti, secondo punto all'ordine del giorno, voti favorevoli, 12, voti contrari, 4. Votiamo l'immediata esecutività del punto, voti favorevoli, 12, voti contrari, 4. Passiamo ancora al terzo punto all'ordine del giorno, approvazione del regolamento per la gestione dei rifiuti. Direzione all'assessore Teggio. Con deliberazione del Consiglio Comunale. Uno degli obiettivi di una corretta ed efficiente gestione del ciclo dei rifiuti urbani è l'ottimizzazione del servizio non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista di un risultato sempre rispondente alle esigenze di una località turistica come quella della città di Caore. Da diversi anni ormai la raccolta differenziata, modulata per le diverse aree omogenee del territorio comunale, ha dato i suoi frutti in termini di percentuali di raccolta differenziata, attorno al 50%, e unicamente la realizzazione di 2 ecocentri garantisce una copertura completa per tutte le tipologie di rifiuti prodotti sia dalle civili abitazioni che dalle attività commerciali del territorio. Tuttavia, come ormai avviene da alcuni anni, molti cittadini abbandonano vicino ai cassonetti in aree difficilmente controllabili alcuni rifiuti solitamente ingorganti senza usufruire del servizio gratuito a chiamata o degli ecocentri comunali. Tali abbandoni, oltre a costituire un degrado vero e proprio del territorio, in quanto creano delle abituali aree di controllo, creano un costo che annualmente va a gravare su tutti i cittadini, anche quelli più virtuosi e osservanti delle regole. Allo scopo di regolamentare i conferimenti da parte di tutti i cittadini per sanzionare l'abbandono di rifiuti, l'Ufficio ha redatto un regolamento sulla corretta gestione dei rifiuti urbani, riassumibile per sommi capi nei seguenti argomenti. 1. Definizione delle
diverse modalità di smaltimento e raccolta dei rifiuti urbani da parte del gestore del servizio di igiene urbana, elencazione e classificazione dei rifiuti e del loro corretto smaltimento da parte degli utenti, controlli sul corretto smaltimento, sul corretto utilizzo dei contenitori e sanzioni applicabili. Oltre alle descrizioni di come si realizza una corretta raccolta differenziata, la novità apportata dal regolamento in parola è costituita dalla valenza attribuita alla figura degli ispettori ambientali, ossia a personale appositamente formato per l'esecuzione di controlli puntuali su tutto il territorio comunale di Caore, incaricati di emettere idonee procure e sanzioni per le violazioni elencate sia dalla legge vigente, il decreto legislativo 152, che dal presente regolamento. Per tutto quanto sopra detto e visti i contenuti dell'approvando regolamento per la gestione dei rifiuti, si ritiene necessario procedere alla sua approvazione per arrivare ad una migliore gestione del servizio, ad un più corretto conferimento da parte degli utenti e per la prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti su aree pubbliche con conseguenti spese a carico dell'intera comunità. Grazie Assessore. Ci sono degli interventi? Gruppo Borin, prego. Grazie Presidente. Soltanto per esprimere ciò che tra l'altro è stato anche discusso in sede di commissione, vale a dire un apprezzamento per l'introduzione finalmente di quelle misure che potranno auspicabilmente prevenire, oltre che reprimere certi comportamenti che non sono conformi a un conferimento rispettoso della differenziata e soprattutto anche di sversamento, diciamo, lungo il territorio comunale di rifiuti in maniera incontrollata, senza che poi possano essere sanzionati direttamente simili comportamenti. Tra l'altro questa delibera è coordinata nella logica per la quale ci esprimeremo favorevolmente rispetto all'approvazione con il punto successivo, per cui da un lato viene introdotta, diciamo, una disciplina che consente di sanzionare i comportamenti non conformi e dall'altro invece viene addirittura offerta ai cittadini la possibilità di conferire quei materiali inerti e quant'altro che attualmente invece non venivano raccolti nelle crocette. Diversamente, se non fosse stata introdotta questa possibilità, ci saremmo trovati di fronte all'ennesima introduzione di sanzioni per comportamenti che poi l'amministrazione non è in grado di convogliare verso più rispettosi atteggiamenti da parte dei cittadini. Grazie Gruppo Borin. Prego, Gruppo Misto. Sì, solo per cortesia, se mi si spiegasse, visto che in commissione non si è fatto cenno, alla figura dei chiamati ispettori ambientali, cosa sono e se sono previsti. Grazie. Consigliere del Giro, prego. Grazie Presidente. In Commissione avevamo chiesto che venisse previsto per l'evoluzione del regolamento un adeguato periodo transitorio e che venisse effettuata una comunicazione a tutti gli utenti anche magari tramite l'ufficio che vengono inviate da ASO, quindi vogliono sapere se è qualcosa da assolutamente. Grazie consigliere Giro. Allora, sì, grazie Presidente. Per quanto riguarda la domanda posta al capogruppo Comiso, tengo a informarla che comunque questo è un corso gratuito per il Comune, anche perché siamo arrivati a identificare questa figura come ispettore ambientale assieme ad ASO, quindi è un percorso che abbiamo fatto assieme. Naturalmente ci sarà un coordinamento dettato anche dalla presenza poi di agenti della Polizia Municipale, se ne abbiamo a disposizione, oppure di persone che verranno istruite. Il tutto a costo zero proprio perché è un fenomeno che comunque continua ed è lampante sul territorio. Per la domanda invece che ha posto il consigliere Giro, sempre in ambito della formazione di questo regolamento, sempre con la vita, abbiamo provveduto e stiamo comunque da giorni a poter stampare, come sul suggerimento che lei ha fatto dopo, il fatto di poter rendere pubblica questa cosa e a conoscenza di tutti i cittadini, soprattutto anche per chi arriva dalle seconde case del servizio attivo, funzionano e quant'altro. Grazie. Grazie Assessore. Procediamo ora al voto del terzo punto all'ordine del giorno. Voti favorevoli? Approvato all'unanimità. Quarto punto
punto all'ordine del giorno, regolamento sulla costruzione dell'ecocentro comunale di Piazzale Olimpia, modifiche, relazione di Con deliberazione del Consiglio Comunale numero 72 del 16 novembre 2010 è stato approvato il regolamento sulla costruzione dell'ecocentro comunale di Piazzale Olimpia. Tale regolamento stabilisce i soggetti ammessi a conferire presso l'impianto le tipologie di rifiuti ammessi a smaltimento, oltre che definire orari e modalità per l'accesso da parte degli utenti. Negli ultimi anni si è sempre più in crescita il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti sulle aree pubbliche e nell'ultimo periodo è aumentato l'abbandono sul suolo pubblico di rifiuti provenienti da attività di demolizione e costruzione. Per poter raccogliere e smaltire tali tipologie di rifiuti, qualora abbandonate sul suolo pubblico da ignoti, e quindi quando è dubbia sia la provenienza che di conseguenza la composizione, deve essere sottoposta all'analisi delle caratteristiche qualitative, allo scopo di poter escludere la presenza di sostanze inquinanti. Allo scopo di contenere il fenomeno e dare un ulteriore servizio ai cittadini, si sono avviate le procedure per inserire tra i rifiuti ammessi in ecocentro anche gli inerti risultanti dalle piccole lavorazioni domestiche in manutenzione degli immobili. Pertanto la modifica che andiamo a portare è l'articolo 2, tipologia di rifiuti conferiti. Si propone di aggiungere nella tabella miscuglie o scogli di cemento, mattoni, mattonelli, ceramiche solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione. Questo avrà un codice 170107. Per le modalità dell'articolo 3, conferimenti di utenze attivati e agenzie immobiliari, si propone l'aggiunta della seguente frase: inerti massimo 1 metro cubo al giorno. Grazie Assessore. Ci sono interventi? Gruppo Borini, prego. Grazie Presidente. Abbiamo già dichiarato prima che questo è il punto che è collegato a quello che abbiamo appena approvato, per il quale si è espressa soddisfazione rispetto all'introduzione finalmente della possibilità tramite l'ecocentro di smaltire quei materiali che purtroppo la cronaca dei tempi anche più recenti ci ha dimostrato venivano abbandonati privati lungo le aree comunali senza possibilità di essere conferiti invece in voi come vengono attualmente con questa delibera costituiti deputati allo scopo. Grazie. Consigliere Giro, prego. Sì, anche noi esprimiamo il nostro apprezzamento per questa modifica e come per il precedente ordine del giorno chiediamo che venga un'adeguata informazione. Grazie. Procediamo ora ai voti. Voti favorevoli? 16. Approvato all'unanimità. Passiamo ora al quinto punto all'ordine del giorno. Regolamento sulla disciplina dell'imposta municipale propria, modifiche ed integrazioni, approvazione aliquota agevolata, relazione al sindaco. Dato atto che con la propria precedente deliberazione numero 17 del 19 marzo 2012 e successive modifiche e integrazioni è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria IMU sulla base di quanto rimesso all'autonomia regolamentare degli enti locali dall'articolo 13 del decreto legge 201 del 2011. Ritenuto opportuno procedere alla previsione di una specifica agevolazione a favore dei possessori di immobili abitativi concessi in locazione a canone concordato, ai sensi della legge 431 del 98 o all'equo canone, ai sensi della legge 392 del 78, tenuto conto delle particolari difficoltà riscontrate da numerosi nuclei familiari in funzione della difficile situazione economica, visto l'articolo 13,9 del decreto legge 201/2011, ai sensi del quale l'aliquota di base dell'IMU può essere ridotta fino allo 0,4% in caso di immobili locati. Ritenuto altresì di procedere ad alcune ulteriori modifiche richieste con nota pervenute in data 14 marzo 2013 da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e Dipartimento delle Finanze al fine di non generare dubbi interpretativi, ritenuto pertanto di apportare al citato regolamento le seguenti modifiche e integrazioni. All'articolo 1,2 è soppresso riferimento all'articolo 59 del decreto legislativo 446 del 1997. All'articolo 2,1 è aggiunto il seguente periodo: costituisce comunque presupposto impositivo il possesso di qualunque immobile.
All'articolo 2,3 è soppresso l'inciso o socio assegnatario di cooperativa per rete indivisa. All'articolo 4 sono aggiunti i commi seguenti. Comma 4. Il Consiglio Comunale può stabilire un'aliquota agevolata per unità immobiliari a destinazione abitativa, date in locazione a titolo di abitazione principale, intendendosi per tale quella di residenza anagrafica e dimora abituale del nucleo familiare, con contratto stipulato ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 431 del 98, ovvero ai sensi delle norme di cui al capo primo della legge 392 del 78. Comma 5. L'agevolazione di cui al comma precedente è riconosciuta fino al limite massimo di 3 unità abitative per ciascun proprietario, sia esso persona fisica o persona giuridica. Comma 6. La medesima agevolazione compete alle pertinenze di dette abitazioni, a condizione che le stesse siano date in locazione allo stesso soggetto cui è concessa in locazione l'abitazione. Comma 7. Per poter fruire dell'agevolazione di cui al comma 4, il proprietario dell'immobile deve presentare annualmente specifica comunicazione all'ufficio tributi entro il termine di scadenza del versamento a saldo dell'imposta per l'anno di riferimento. All'articolo 5, comma 2, le parole i fabbricati sono sostituite da gli immobili. Tanto permesso si delibera di approvare le modifiche e integrazioni al regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria espressa in premessa. Di dare atto che il regolamento è pertanto aggiornato nel testo costituente allegato alla presente deliberazione, di approvare con effetto dal periodo di imposta in corso l'aliquota agevolata per gli immobili abitativi per i quali sussistano le condizioni di cui al comma 4 e seguenti dell'articolo 4 del sopracitato regolamento nella misura dello 0,4%. Grazie Sindaco. Capogruppo Bonino, prego. Grazie Presidente. La vessata e travagliata introduzione dell'IMU abbiamo visto anche durante la recente campagna delle elezioni politiche ha suscitato e suscita diverse prese di posizione, ma soprattutto il malcontento e l'indignazione da parte dei cittadini che vedono ancora una volta tassato, o meglio levato, una parte del valore del proprio risparmio. Sul punto noi ci eravamo già intrattenuti a proposito dell'introduzione di questa imposta e avevamo espresso un parere assolutamente contrario, addirittura avevamo proposto l'adozione di un ordine del giorno sindaco che per quanto provocatorio comunque conteneva in sé quelli che sono degli elementi di forte, sentito e radicato sentimento di contrarietà ad un'imposta che oltre ad essere odiosa finisce per essere anche espropriativa. Di fatto si va a prelevare una parte del risparmio, una parte quindi costituzionalmente tutelata dei beni dei cittadini. È ovvio che introducendo una esenzione per determinate categorie di immobili o comunque di soggetti che trovano ad avere degli immobili dati in locazione non si può che esprimere soddisfazione e soprattutto anche condivisione, ma è comunque l'insieme e l'architettura di questo tributo che mantiene per noi un aspetto sostanzialmente negativo, per cui pur condividendo nella sostanza l'introduzione di questa esenzione noi riteniamo che non si possa comunque esprimere un parere favorevole rispetto ad una delibera che di per sé mantiene i presupposti che sono iniziali alla dell'introduzione dell'IMU. Capogruppo Commisso, prego. Sì, condividendo in pieno quello che ha detto il capogruppo, ritengo però in questo caso, trattandosi comunque di una situazione generale in divenire, anche oggi sembra che il governo voglia rimettere mano a questa faccenda e vedendo in meglio il lato positivo di questa proposta voterò in maniera favorevole anche se ho votato contrario all'istituzione di Dio. Grazie Capogruppo Commisso. Se non ci sono altri interventi mettiamo i voti. Voti favorevoli.
Astenuti? Passiamo ora al sesto punto all'ordine del giorno, approvazione del bilancio dell'esercizio 2012 della Camera del Patrimonio. Relazione al Sindaco. Visto l'articolo 24,3 dello Statuto della Camera del Patrimonio SRL, come modificato a seguito della delegazione consiliare numero 14 dell'11 marzo 2008, il quale prevede che ai fini del controllo analogo la proposta di bilancio della società deve essere sottoposta all'approvazione da parte dell'organo competente dell'ente pubblico titolare del capitale sociale. Preso atto che la proposta di bilancio 2012 della Camera del Patrimonio SRL, acquisita al protocollo dell'ente in data 18 aprile 2013 con protocollo numero 12248, costituente allegato alla presente deliberazione, evidenzia un risultato d'esercizio positivo per euro 6.272, un patrimonio netto di euro 5.505.281, un valore della produzione montante ad euro 2.296.045, un indebitamento complessivo al 31 dicembre 2011 di euro 13.317.618. Preso atto altresì dei contenuti della nota integrativa al bilancio d'esercizio redatta in conformità all'articolo 2427 del Codice Civile, visti i ritenuti meritevoli di approvazione citati e elaborati, ravvisata in caso di specie la propria competenza in ordine all'approvazione del suddetto documento sulla base delle attribuzioni stabilite nell'articolo 42 del decreto legislativo 267 del 2000, tanto premesso si delibera di approvare il bilancio dell'esercizio 2012 e relativa nota integrativa della Camera del Patrimonio SRL nel testo costituente allegato alla presente deliberazione, al fine della successiva approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci in termini di legge. Grazie Sindaco. Sono interventi? Un gruppo commisto, prego. Sì, grazie. Anche in passato abbiamo sempre espresso la nostra criticità verso questa società che è nata con i presupposti dell'efficientamento, questo terribile neologismo, alla fine con il seguirsi delle norme che hanno coinvolto questo tipo di società diffusissime in tutta Italia, alla fine vuol dire si trova con le mani legate e ha gli stessi obblighi che ha il pubblico, il comune in particolare. Al punto che se guardiamo le entrate che ha la tavola patrimonio sono tutte del comune, sotto varie dizioni, sono tutte entrate relative al campeggio, relative al verde, relative ai parcheggi, relative ai canoni di affitto che chissà perché il comune ha conferito i cespiti alla tavola patrimonio e poi perché c'è lui dentro, ci sono i vigili, ci sono altre strutture comunali, ci paga l'affitto. È come se io cedessi casa mia a mio figlio e già che ci sono dentro io gli pagassi l'affitto con l'obbligo che lui non può vendere casa e basta. Una cosa abbastanza strana. Se vi direte ma la tavola del patrimonio dovrebbe dare i mutui, per cui ci vuole un escamotage per fare questi finanziamenti. Quindi sono d'accordo su tante cose che vengono gestite dalla tavola del patrimonio, in particolare il campeggio comunale. Ci si dice che bisogna comunque salvaguardare dei posti di lavoro e il campeggio dà posti di lavoro, per cui non si può lasciare a casa la gente in momento di crisi, eccetera, eccetera. Noi non crediamo che questo sia il modo corretto di operare. La tavola del patrimonio dovrebbe eseguire, dovrebbe lavorare solo per i servizi al comune. Il campeggio è un'attività ricettiva che non ha niente a che fare con i servizi al pubblico. Per cui è un'attività che dovrebbe, a nostro avviso, essere gestita da un privato, essere data in affitto ad un privato, il quale si preoccupa di ricavare il massimo possibile e di migliorarlo e di portarlo probabilmente, possibilmente anche
a una qualità superiore e quindi guadagnare e quindi probabilmente dare anche più posti di lavoro. Questa, nella linea delle cosiddette liberalizzazioni, potrebbe essere un motivo, un effetto positivo. E invece troviamo che addirittura il Comune ha venduto qualche mese fa l'avviamento a quella società. Ecco, dopo alla fine troviamo questo piccolo utile e rinnoviamo, per quanto riguarda, io l'ho fatto in passato al presidente precedente, abbiamo quel derivato, quel mutuo in pallet, come si dice, del quale non si sa bene quanto viene a costare alla società. Ogni anno ci sono, quest'anno sono 96.000 euro, mi pare che una cifra analoga anche agli anni scorsi, da integrare attraverso quel meccanismo derivato, da integrare, e c'è sempre la banca che vince e sarà sempre così. Io già la volta scorsa, un paio di anni fa forse, avevo invitato il presidente precedente a verificare che altri comuni in Italia, il comune di Milano, ma altri comuni di Ortona e anche altri comuni, hanno tenuto dal giudice l'eliminazione, la restituzione di quel mutuo per il motivo che il personale del comune che aveva stipulato quel contratto non era sufficientemente preparato e formato per capire di che cosa stava facendo. Per cui questi derivati stanno veramente mettendo sul lastrico tantissimi enti locali. Questo derivato, come gli altri, rappresenta un rischio molto grosso, anche perché per sostenere, questo me lo spiegherà qualcuno, per sostenere i mutui che la Tavola Regione ha dovuto mettere delle ipoteche sui cespiti che il Comune gli ha conferito, cespiti che sono inalienabili. Per cui questo è un fatto abbastanza contraddittorio, non so come mai le banche si fidino di avere come garanzia questi cespiti che di fatto non possono acquisire. E quindi nell'evolversi della normativa si sono talmente complicate le cose che si fa fatica a venire fuori. La stesso riacquisto da parte del Comune dei cespiti ceduti gratuitamente alla Tavola Patrimonio è oneroso, per cui è costosissimo